Un pensiero particolare va a Giulia, che è scomparsa da alcuni giorni e che avrebbe dovuto oggi sostenere l'esame di laurea. La comunità dei docenti e del personale del Dipartimento si unisce a quella degli studenti nell'augurio di avere presto lei tra i nostri neolaureati e di vedere anche Filippo raggiungere il traguardo della laurea. L'applauso dell'Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria per Giulia, che oggi doveva essere lì a festeggiare il suo traguardo. La speranza che Giulia Cecchettin si presentasse al Dipartimento di Via Gradenigo è rimasta per tutta la giornata. Sì, l'ho conosciuto, io ho fatto l'esame, hanno fatto l'esame con me di fondamenti di elettronica, quindi sono ragazzi che hanno studiato qui con noi, che li abbiamo formati, li abbiamo fatti crescere e quindi anche il nostro voglia e orgoglio di laurearli. Giulia la stiamo aspettando. Se uno non consegna la tesi può essere anche un messaggio che gli manca qualcosa da finalizzare, si vuole laureare tra qualche tempo, c'è una sessione di laurea anche a novembre, quindi non è scaduto niente. Gaudenzio Meneghesso, direttore del Dipartimento, era stato professore sia di Giulia che di Filippo. Posso ricordare nell'ambito di quello che può essere ricordo di un professore universitario che ha 150 studenti in aula, che fa degli esami e a volte c'è un'interazione più stretta con qualche studente che viene a parlare, a volte meno. Sicuramente il giudizio è positivo, avendo superato l'esame i due ragazzi hanno fatto sicuramente un buon risultato. Silvia Todros, relatrice di Giulia, evita le telecamere, nessuna parola, ma la storia della scomparsa dei due ragazzi ha scosso tutto il Dipartimento di Ingegneria. Me li ricordo che erano entrambi al mio corso, però non me li ricordo. Un pensiero per questa ragazza che oggi avrebbe dovuto laurearsi, invece non è qui. Ci ha colpito tutti, quindi siamo tutti un po' scossi per questa notizia. Oggi i laureandi hanno rivolto un pensiero alla giovane. Mi dispiace tantissimo per questa situazione, spero che si ritrovino tutti e due molto presto. Conoscevi Giulia? Non personalmente, di vista, l'ho vista in aula. Che effetto ti fa? Oggi era prevista? Un po' di tristezza, che speravo che tornasse, purtroppo non è successo, quindi non so che altro dire. Cosa può essere successo? Magari un po' di tensione, di preoccupazione per la laurea? Può essere, però non lo so, minima idea. Spero niente di grave e che si possa risolvere tutto. Gli studenti sono scossi e anche chi non si deve laureare ma conosceva Giulia di vista riesce a stento a trattenere la commozione. Solo di vista veramente non è un bel momento. Non me la solo quando li vedevi insieme come ti sembravano? Ma una coppia normalissima, cioè nel senso io non penso niente su questa situazione.